3 ore in tutto, un nuovo tuffo veloce, velocissimo, nel profondo Veneto, quello delle eccellenze ma anche delle aziende che rischiano di chiudere, dei problemi di inquinamento delle banche. Il segretario del Partito Democratico arriva nel capoluogo berico con quasi un'ora di ritardo sulla tabella di marcia del treno Destinazione Italia che lo attende al binario 5 di una stazione blindata con forze dell'ordine in divisa in borghese. Prima era stato a Tiene dove ha incontrato alcuni risparmiatori delle ex popolari. È stato bello incontrare dei cittadini che avevano delle dubbi, preoccupazioni, perplessità, critiche, c'era gente che contestava. Renzi, vai via dal Veneto! Sei indesiderato! Vai a casa! Ad accoglierlo a Vicenza c'è il primo cittadino Achille Variati, renziano della prima ora, strette di mano, saluti, qualche bandiera del PD, qualche esponente del partito, anche se sembravano più in incognito, e i candidati alle primarie in città. Non c'è tempo, è in ritardo il segretario. Alla porta del treno ad attenderlo c'è una rappresentanza dei lavoratori della Lovato Gas. Pochi minuti per fare il quadro della situazione in un botta e risposta tra lavoratori, sindacati e Renzi. Noi chiediamo che l'azienda venga mantenuta e non delocalizzate le produzioni e che si ridiscuta il piano industriale nel suo complesso. Non siamo riusciti a far diventare una cosa cool, una cosa smart l'auto a gas. È un lavoro che va fatto culturale, vediamo se riusciamo in questa zona. Allora, e per ultimo noi abbiamo il 60%. Chi è il proprietario principale, chi è la banca numero 1? La Banca Intesa Unicredito e il Monte dei Paschi. 3. Vediamo di parlare con qualcuno di loro. Della questione FAS se ne parlerà in viaggio, in treno è salita una rappresentanza del comitato No FAS. Sulla questione banche il leader del PD non ci sta il massacro del politico, ricordando che ci sono persone che hanno preso milioni di euro e se ne sono andate e tecnici che non hanno controllato, riferendosi a Banca d'Italia e Consob. Rivendica la riforma delle popolari, il fondo, lui per primo chiede che si faccia dentro questa legge di bilancio, concordando che chi ha sbagliato deve pagare. Le lancette dell'orologio corrono, non c'è più tempo, il treno Destinazione Italia deve lasciare Vicenza.